Incidente mortale in su traballo in un'azienda specializzata in su trattamento de sarga in sa zona industriale de Macchiareddu. Simone Furia Calledda, 42 anni de Iglesias, firrizzu in s'area de manovra, quando un escavatore che vi manizzande arga che l'ha traventau. S'operatore de su mezzo, quando si stabizzau desincidente, a motiu diretto su soccorso, ma pro Calledda non battà più nuda ite vachere. A su locus un supria sas ambulanze de su Chente de che 8, se li su curso. Sa polizia locale sos carabinieri pro avviare esas indagini e pro cogliere esas testimonianze a manera de poder scomprendere come è scapitato incidente. Sos carabinieri hanno fatto che stottus os accertamentos schiatta pedire esa procura pro verificare esa responsabilidades e su rispetto desa norma de securesa in su traballo in intro desa azienda. Sun sicchi de sas indagines pro accattare a Francesca De Idda, sa femina chi non s'accatta prur da su mese maio e chi presos inquirentes e la morta a su maridu, Igor Sollai, chi come st in carcere, in su carcere de Utta, chi s'accusa di omicidio volontario, aggravau e de are cubau su Carasu. Custu manzani in s'orientale sarda non baiannemmo schertorande su loccu. A pustir de Eduardier de Chircasa, sos investigadores como de penise tareso resultaur de sas analisi a su materiale accattau intre Santu, Idu e Signa, a pacutrettu da su ponte romano in si statale Chentu Vintichimbe. Un apparecchio dentale, un istuzzu, un accappatoio, un cantu de velpa in mesu de sa stupas a pinzor de femina, un istrazzu manzao de sambene e una preda manzada de sambene. Su de chiotto de tribula s'anna torrare a intendere a Igor Sollai domenica a San Nove in Santu Sperau hanno fatto una viacolada pro Francesca De Idda e hanno annullato sa sagra de suppessi che in programma su 20 e 21 de tribulas. Tutti os cusizzeris comunales hanno pensato che come summamento dimostrare solidariedade a chi est in pelea pro un fatto grave meda che ha sconnortau tutta sa comunidade. Un addobbio pro torrare grazie a sos organos de informazione pro s'appoggio vittiano e sa collaborazione profettosa informando de sas aziones postas in essere. Su prefetto de Nugoro Giancarlo Dionisi ha salutau in questa maniera sormedi a custu manzani in prefettura, innantir demogher a Livorno a uve che l'ana tramudau. Dionisi ha torrau grazie pro sa collaborazione e pro la erdau sa possibilidade de comunicare a sa gente sas attividades de sa prefettura. Sina sempre schisa ribatta Sardigna prangende e si lassa ridende. Deo invece sovenio a Nugoro contento che in sa gana de traballare pro su bene de questo territorio, chi pattiti pro sa mancanza de infrastrutturas e servizios e mincando che in sa tristura in coro capa cattao persone che man accogliu che in rispetto amistade. Sola sande però a chi a bene era pustir de mene vertenzi al bene avviadas, una escussa chi per tocca sa verrovia, su ministero appicao in pinno serio e azzai postu per isudinare. Su prefetto non ha mancao de mento vares europeade, mi dispiace che chi non ha pabieres europeade, che capa essere già in Livorno, ma sata fa creata essere una vesta mescamente prosorzovanus, una vesta di amistade, e tocca de perdonare, si carchi cosa non a essere perfetta. E augurando a sa prefetta che a t'arribare bonu traballu, a saludau sa cittadinanza de Nugoro e provincia, pedendo l'idea non perdere mai si spera di un mudamento in buono, caso venidore si deppe fravicare tottu parisi. Noi sì non siamo contro sa transizione energetica, ma che è fatta in solloco giusto, non contro sossardoso. Sos impiantos si deppen ponnere pezzi in sas areas adattas e si deppen definire sas misuras de compensazione pro sa popolazione residente e sos comune su velos an ponnere. Pro cus est importante sa naschita de una sociedade energetica sarda. Custa sa sparagola de Alessandra Todde a pustir desaudizione Mercuri in sa ebattos commissione il governo de su territorio desassessore desurbanistica Francesco Spanedda su tema desa dievi si studio de cussas chi poden essere sas areas regionales adattas a ponnere sos impiantos pro sa produzione de energia dai fonti rinnovabiles. E in questa occasione sti sta sottolineau che è preciso a rispettare un calendario de traballu che prevede sa consigna su Ministero dell'Ambiente desa carta de sos insediamentos intro 180 dies. S'assessore Spanedda declarau che intro su mese de Santu Gabine su documentu l'hanno a discutere che in sos sindicos e sas comunidades. In sas ultimas oras hanno posto in pisti Chinzu sos casor de Sarchittu e de Nora, un monumento naturale de sa costa aristanesa, un usito d'epoca romana che in custardiesa tappi una visibilità internazionale per un'isfilata de moda.
Trekking, cicloturismo, manico de strada, musica e spettacolo e su Festival de Turismo Banduleri che arrivò a 6ª edizione de Subbattora su Ser de Santu Gabine a fa che stappa in Vidalba, in suo territorio intre sa Badde, Bassa de Sucoghinas e sa Gaddura Arta. Sa manifestazione ideata e organizzata da Assozio de Promozione Sociale Camperistas Torres, sutta sa presidenza de Rosario Musumecci, in ambito de su progetto de marketing territoriale Salute e Trigu, l'hanno presentata Costumanzano in sa Camera de Commercio de Tattari. A sa conferenza prosimprenta hanno partecipato Giovanni Maria Oggiano, sindaco de Vidalba, e Antonella Viglietti, responsabile de su progetto Salute e Trigu. Uno dei suoi obiettivi de su festival è de promuovere sa cultura de sa vacanza bandulera vinzar fora desistiu.